Ragione e sentimento. Da chi è partita l'idea? È partita da Pina. È partita da me. Innamorata di quella canzone oppure perché? Innamorata, allora è un innamoramento ancora più ampio, si parte dall'innamoramento per questa città, E ci piace. si arriva all'innamoramento per mio marito Emiliano Pepe. E ci piace. E- Dopo il tatuaggio ci piace ancora di più l'innamoramento del tuo marito. E poi l'innamoramento di questa musica, che più che una passione è una malattia, e poi vissuta da lontano è ancora più malattia, nel senso che... Caspiterina. Non è quotidianità, quindi è più preziosa. Quindi questa canzone, che secondo me era ancora di una modernità assoluta, voleva essere assolutamente non un remake ma un omaggio a Maria Nazionale, essendo amica di Emiliana, è ovviamente il primo nome che mi è venuto in mente, e devo dire che ha abbracciato il progetto con entusiasmo e con una voce che è inutile che ve lo dico. Gnocchi da paura in quel video tutte e due, fate proprio spavento. Beh, ci siamo messi la prima cosa che ci è capitata. Ma si vede, no, però mi chiedevo, ma come mai l'hai interpretata in italiano, dato che tu nel napoletano insomma ci sei dentro fino al collo? Ma in realtà mi piaceva l'idea proprio che fosse un linguaggio più approcciabile da tutti, proprio per il significato che ha la canzone, che ripeto è di una modernità, è come un sempreverde, e l'idea che la potessero capire di più poteva essere magari anche l'occasione per avvicinare le persone a questo mondo. Ma non perde un po' di fascino, Emiliana, quando la si dice in italiano? Allora, per i napoletani sì, un po' di fascino lo perde perché certe cose rendono in dialetto e magari non in italiano, però stranamente certe frasi sono suonate benissimo anche in italiano. Perché posso svelare questa cosa, perché ormai io l'ho già detta, Pina, devi sapere, perché Pina, traducendo la canzone in italiano dal napoletano, pensava che a un certo punto, invece di dice moralmente ti ha distrutto, non te no corombiette, ha capito muore, amen. E quindi le ha tradotto così. Va bene, no? Ora amen. E ha tradotto ora amen. Però sai, è molto Milan. Ora amen, cioè amen. Metteci una pedagoga Ora per diamo. dirlo alla napoletana. Allora è bellissimo sto fatto. Siamo qui per parlare di Millellone, però è inevitabile partire dal featuring perché c'è questa grande presenza di Pina. Quando dico grande non è soltanto per quello che tu rappresenti sotto il profilo mediatico, ma perché veramente ho grande stima per quello che Pina ti fa. Insomma, sei partita che eravate un sacco di Pine e poi li hai sfoltiti fino a diventare la Pina principale, no? Quindi, Sono un'eliminatrice di Pine. ma magari, ma ben venga, eliminare così, insomma, se ne rimane una. E allora, che cosa ne pensate se rompiamo il ghiaccio proprio con ragione e sentimento e poi andiamo a Va benissimo. Bene. La facciamo ascoltare? Assolutamente sì. Pina. Vai, Presto. Buongiorno, intanto sono anche su Mention, ma non è che si possono sentire l'audio, perché sennò parliamo solo noi, un'ansia, un imbarazzo, immagino, fuori. Pure dopo quando parliamo si può sentire? Poco sì. Ok. E allora raga, sciroppatevi il nostro backstage alla radio, Sì, alla grande. Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata. Quante volte tu l'aspetti? Non si mantiene. Enzo, mi passi questo calendario? Grazie. Enzo, passami questo calendario? Questo calendario? Quante corna che t'ha fatto? Che sta male se ne fotte, non lo vedi che ti ha fatto? È arrogante e prepotente, è un infame, non me ne lamento. Quello è sordo, non ti sente, non ritiene sentimenti. Pure gli occhi si è pigliato perché sto siciliato. Ma i piedi ti ha legato, stai campando incatenato. Ora non ti ha distrutto, non ne treno ancora in pietto. Come fossi cioccolata, dolcemente ti ha mangiata. Dico, per la Visione di frescurgo pallone. Se ti accende poi Propaganda. Sì, Ma dopo facciamo un video. quante buche che ti ha dato. Ma hai visto le Ma perché ti tieni ancora a quest'uomo senza cuore? È solo la bello pazzesco. Otterremo una conciatura molto più bella, infatti morbida, ma vedete questa intera è appazzissima.
Ah, perché sennò non stava. Non sapevo risparmiare. Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segni e croci. Però mi faceva più piacere di sto gioco, così Quando parli non ti poi sente, non ti fa mai complimenti. l'importante è che ci stanno i testi. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, non piezze mascalzone. Tu sei sempre trascurata, lui è sempre ben vestito. Tu non vuoi sentire ragioni, si nasce ma non si può. Non si può. Non si può. E non ti rimane niente. Però ha ragione che è migliorata da quando l'ha incisa. Guerra e ti butta sotto. Perché noi la incidemmo molto prima, capito? Ma puoi vedere? Da te stesso. Anna Maria, vuoi fare un saluto? Siamo anche in diretta anche noi. Ciao. Voi siete belle, è come un bello studio, siete tre belle donne, e voi siete bellissime, veramente siete belle ragazzi. No, è che sono emozioni, sono Minuto calendario. Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Avvisa Emilene che dobbiamo abbassare la voce altrimenti fischia. Raga, abbassiamo la voce, sintonizzatevi su Vediamo- Studio M vediamo se 108. riusciamo. Vediamo. Vediamo se così mi fischia così? No. Non mi fischia? No, Allora parapatto e pace. è fatta. Ok. Capirai che È sento. fatta, ok. Insomma, partiamo dal featuring perché c'è una Madriga d'eccezione, si può dire, oppure fa troppo vintage? No, No. no, io anzi mi sposi un'altra volta come Sì, ti risposo quando vuoi. Quando lo vuoi, prendo Emiliana. come augurio. Voglio dire, al di là che io conosco Pina da anni, ok, l'ho sempre stimata, ammirata, ma guardata, sai, sbavata per la possibilità che lei ha tutti i giorni di avere a che fare con grandi artisti, quindi è una grande competente di musica. Così scrivere un attimino un pezzo, lui e il marito, Alessandra Amoroso, così E non solo. Così Nicolito. Sì, però quando faranno puzzurielle nate. Però poi quando veniamo a Radio Studio M c'è sempre un po' quell'emozione, cioè dipende un po' dalle cose che fai nella vita, però È essendo paradossale, insomma, pazza però- delle radio qua... Io le credo. È vero. Le Tu credo lo sai anch'io che è perché vero. la radio è un fatto insito in te, è una vocazione come per Sì. il prete, cioè delle cose che c'è proprio dentro forti e quindi secondo me è proprio la radio che ti appassiona al di là insomma dell'importanza o del radio d'azione che possa avere, no? No, ma poi io e Emiliano, quando veniamo a Napoli in macchina, voi non lo sapete, ma chiamiamo sotto falso nome e ci dedichiamo le canzoni dall'autostrada. Con Perché reverbero, però. non vogliamo linee preferenziali, no? Da pubblico normale chiamiamo e ci dedichiamo le canzoni. Allora vorrei chiedere a te perché hai meno tempo quindi Sì. vorrei approfittarne. Che cosa ne pensi a grandi linee di questo lavoro discografico e siccome tu conosci la carriera di Emiliana, in quali punti particolari trovi una maturazione, una diversità, se c'è secondo te insomma? Ma secondo me al di là del disco stesso Emiliana è una che sta facendo un lavoro su se stessa e sul proprio mestiere moderno, nel senso che da una parte mantiene quello che è lo spirito, il sapore, la carnalità di questo mondo, ma cercando sempre di dargli un'immagine, una dimensione di presentazione nuovo, tenendosi legata al resto del meccanismo musicale nazionale, no? Per cui il fatto di comunque confezionare anche l'album graficamente super curato, si reinventa un'immagine di se stessa tutte le volte per non stufare, affina ovviamente tutto quello che è la musica e il modo di cantare, perché comunque un artista deve saper sempre mantenere se stesso, se è amato dalla gente, ma proporre sempre qualcosa di nuovo. Quindi una passeggiata verso il mondo tenendo Napoli per mano. Lei mi sembra proprio una businessman di se stessa, è una businesswoman anzi. È così. Vabbè, questa è un'attitudine che noi napoletani abbiamo, un po' tutti quanti, insomma, ognuno è, come dire, Imprenditore di se è il stesso. proprietario dell'azienda personale, anche quando l'azienda non c'è, fondamentalmente, perché... Ma qua c'è l'azienda, Caspiterina, se c'è.
qua c'è una insomma. bella E azienda. lì insomma parte da Papa Cantone, che è E c'è anche l'altra azienda. big Sì, businessman. sì. Lui è il boss proprio in Scusatemi tutti i se mi interrompo, a sensi. proposito, vogliamo salutare anche tuo suocero? Perché so che Sì, mi sta ascoltando. Enzo, ti saluto. Mi ha fatto, vedi quante soddisfazioni, ti dirò, dice, vabbè, ne ricevi tanti, però anche dal suocero di Pina, una grande soddisfazione, mi ha detto, gli puoi far sentire a Pina la canzone Amore a Nascondute, subito, roppe da mano. Bellissima. Un È bacione. è un intenditore, è un intenditore. Insomma, quella canzone è proprio una canzoncina, una cosa che metti su quando fai le faccende domestiche. niente Semplice, di che. insomma, sì, perché Celine Dion, insomma, quando si fa il bagno, la doccia, lei è solita Caccia roba farla così. Tu che sei competente di musica, ormai insomma ci avrai l'orecchio, segnati pure questa. Sì. Tieni orecchio con mia folletta, ormai aspiri subito le cose. Stupendo, sì. Ecco, hai segnata questa? Sì. sul posto? Ok. Dicevamo, secondo te perché un unico pezzettino piccolo ma improvvisamente virale ha fatto scaturire tutto questo? È una maledizione. È perché alcune maledizioni hanno la magia dentro. Secondo me le canzoni davvero ogni tanto, una su un tot che ne fai, ha una magia e ci vuole pochissimo per trasferirla, non servono 3 minuti e passa. Basta veramente uno zic e se la magia c'è passa e questa è magia, sì. La facciamo ascoltare alla radio. Oh, grazie. Siccome io sto cioè siamo sempre in diretta perché vorrei dire delle cose, però Stefania Overa è l'unica, ne voglio. Overa è Ciao. l'unica. Dopo, ovviamente dopo altre. Bello! No, veramente sei a mostro. Sei a mostro? Sei un mostro! Mancava solo l'ultimo bello di Radio Studio ed è giusto. Ma senti, tu la devi smettere di mettere certe fotografie, tu mangia, ma manco fossi incinta! Ma chi ti fa venire proprio a voglia? Ti fai Ma quei piatti no! Ah? Sì, vieni! Ma non perché non te li ho portati, perché a stento mi sono rubata 5 copie dalla macchina di mio padre, tra cui una spaccata. Ma ti amo, loro no. Loro sono, facciamo in diretta, loro sono gli unici veramente più nazionali che come fanno la radio per il palinsesto. Sì, no, e loro Pina, io vorrei che lasci tu la seconda canzone che facciamo. Pina non sa nessuna canzone. No, vediamo, dai. Facciamo un po' di pausa con Menzo, no?